Ecco la banda dei furti ai distributori in azione. Uno fa il palo, uno scardina la colonnina del self-service, l'altro con un flessibile sventra la cassa e porta via il denaro. Dopo mesi di indagini, i carabinieri di Piove di Sacco hanno chiuso il cerchio attorno ai 3, tutti italiani. Sono stati contestati complessivamente 6 assalti a colonnine self-service di distributori di carburante e aree di servizio. Riteniamo che il danno tra denaro sportato nei vari assalti e danni materiali alle casseforti che venivano completamente sventrate si aggira intorno ai 50.000 euro. La svolta nelle indagini quando una pattuglia del nucleo radiomobile ferma un'auto la notte del 23 dicembre 2013. Nel bagagliaio trovano un flessibile, schedano i 3 occupanti che erano sporchi di fango e li lasciano andare. Da qui partirà un più stretto giro di vite con appostamenti e intercettazioni che permetterà di arrivare a 2 dei 3 componenti della banda: Federico Russo, residente ad Arzer Grande, e Damiano Doardo di Campolongo Maggiore. Il terzo è ancora latitante. Spesso gli stessi arrivavano a piedi a margine della sede stradale, quindi arrivavano anche da dietro i distributori di benzina, verificavano quelle che erano le condizioni della cassaforte e poi, quando veniva deciso con molto scrupolo quello che poteva essere il furto, veniva consumato. Colpivano di notte tra domenica e lunedì, quando le colonnine erano ancora gonfie di denaro dal weekend. I 2 arrestati facevano anche parte di una banda dedita ai furti e ai bancomat, avevano appena terminato le misure cautelari, dunque erano a piede libero.